والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cari fratelli e nobili sorelle, questo è un onore enorme essere presente qui con voi, vedere le facce dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e subhanallah, dobbiamo ringraziare Allah subhanahu wa ta'ala prima di tutto, soprattutto noi come membri di Giovani Guide che viaggiamo tantissimo e vediamo un sacco di posti, che il viaggiare per andare nelle moschee è un dono enorme di Allah. Ogni passo e ogni ruota che gira è una ricompensa che riceverai e ritroverai davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala. E non c'è dubbio subhanallah che il visitare e andare nelle altre moschee, incontrare nuovi fratelli, soprattutto venire qua a Fiesse da voi, alhamdulillah, veniamo e facciamo Salat al-Rahim. E subhanallah, quando veniamo e facciamo Salat al-Rahim, i cuori si aprono e com'è il fatto che si aprono con il ricordo di Allah, questa è la cosa migliore che possiamo raggiungere. E non a caso, subhanallah, questo Salat al-Rahim viene fatto con una delle cose migliori, che è quello dell'ilm, della sapienza, del ricercare la sapienza, dell'andare a conoscere chi è Allah, chi è il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chi sono i suoi compagni, cosa è obbligatorio, da cosa non lo è, cosa ci ha vietato Allah, da cosa non ci ha, da cosa invece ci ha reso lecito. E l'imparare tutto questo è un onore e una delizia. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala, se vuole il tuo bene, yufaqihu fid din, come dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, ti dona la comprensione della religione. E avere la comprensione di ciò che è halal e di ciò che è haram è un dono enorme. Quante persone subhanallah fanno il haram e non sanno che è haram, e quante persone invece fanno il halal e non sanno che è halal, lo fanno così. Però Allah subhanahu wa ta'ala ti ha scelto, ti ha preso dalla tua casa e ti ha portato subhanallah Baytullah, nella casa di Allah, per conoscere e per imparare la sua religione. E questo subhanallah è min akbar wa a'zam darajat. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illah, innalza nel paradiso la gente che crede, ma la gente che ha sapienza, darajat, più gradi, più in alto. Perché? Perché innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. In vero, i veri timorati di Allah subhanahu wa ta'ala sono i sapienti. E questa introduzione, ragazzi, l'ho voluta fare perché vedo, subhanallah, il fatto che noi veniamo spesso qua, vedo l'importanza e l'hemmia che date alla sapienza. Ed è importante, ragazzi, che non placchiate questa vostra himma, questa vostra voglia nel conoscere e nell'imparare. Perché, subhanallah, più conosci, più hai la halawa nel tuo cuore. Il tuo cuore si abbellisce dell'iman. E questo è un onore enorme. Oggi parleremo di un argomento complesso, ma semplice nel conoscere, che è veramente vietato. Basta vedere le leggi che ci sono in questo periodo. Le leggi subhanallah che vietano l'alcol nella guida, adesso è diventata ancora più restrittiva. Subhanallah, vedi i danni fisici e morali che ha l'effetto dell'alcol. E difatti, come disse Uthman ibn Affan radiallahu anhu, che è la madre di tutti i mali. E questo mostra, subhanallah, che è la via più veloce per avvicinarsi al male, per avvicinarsi
al shar. Però prima di tutto dobbiamo vedere cosa dice Allah e cosa dice il nostro amato profeta sallallahu alaihi wasallam sull'alcol. Perché sarebbe bello portare la storia dall'inizio. Però l'inizio del muslim cos'è? Il Corano e la Sunna. Ed è importante che noi impariamo, subhanallah, a conoscere queste due basi e portarle sempre davanti a noi. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Se divergete in qualcosa, portatelo a cosa? Ad Allah e al profeta sallallahu alaihi wasallam. Il Corano, ragazzi, definisce l'alcol come rijs, come impurità. E il rijs, ragazzi, ha due significati. C'è il significato ma'nawi e c'è il significato invece, cioè quindi il significato esteriore, che si vede il suo male, che si vede la sua sporcizia, e c'è invece l'impurità interiore. Uno degli esempi è quando Allah subhanahu wa ta'ala dice alle donne del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bayt. In vero, Allah subhanahu wa ta'ala vuole togliere le vostre impurità o gente della casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. È una traduzione del significato. Quindi qua vediamo che è una cosa interiore, è una cosa interna. Invece esteriore è come l'alcol, è come subhanallah le impurità che escono dal nostro corpo. E ci sono altre impurità che riusciamo a toccare. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysaru wal-asnam wal-azlam rijsum min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Traduzione approssimativa: o voi che credete, in verità il vino, l'alcol, il gioco d'azzardo, gli idoli e le frecce divinatorie sono impurità, opere del diavolo. Allontanatevene dunque affinché possiate prosperare. E questo perché il hirman, il divieto dell'alcol, non è arrivato subito. Perché dobbiamo capire, ragazzi, che per gli arabi l'alcol era venerato. Prima dell'Islam l'alcol era venerato, era una cosa importantissima. Tanto che, subhanallah, dicono i sapienti, che le case avevano più alcol che acqua. Avevano più alcol che acqua. E dunque è stato difficile allontanarsi dall'alcol. Difatti, subhanallah, dopo il divieto, molti sahaba, radiallahu anhum, hanno avuto questo male. Erano abituati all'alcol talmente tanto che non riuscivano a staccarsene immediatamente. E quindi è arrivato prima il versetto dove faceva capire solamente che l'alcol ci poteva essere un danno, che c'è del bene e che c'è del male. Dopo, subhanallah, è arrivato invece il versetto di allontanarsi dalla preghiera. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Non avvicinatevi alla preghiera e voi siete ubriachi. Non conoscete, subhanallah, quello che voi state dicendo. Dopo è arrivato il versetto invece qat'i, dove il profeta sallallahu alaihi wasallam ha chiamato un nadi. Quando è sceso questo versetto, ha chiamato un munadi, una persona che diceva alla gente che l'alcol era vietato. Ma perché è arrivato questo versetto qua? Si racconta che una volta Hamza ibn Abd al-Muttalib, chi è Hamza ibn Abd al-Muttalib? È un sahaba, ma è lo zio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ed è il fratello min ar-rada'a del profeta sallallahu alaihi wasallam.
Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, prima che venisse il divieto, fece subhanallah, un'azione che non era appropriata ai Sahaba. Prese subhanallah, 2 dei cammelli di Ali, del nipote quindi, prende 2 suoi cammelli e li tagliò la gobba e prese le sue interiore per fare un danno a Ali. Era ubriaco, non comprendeva subhanallah, quello che faceva e quindi ha fatto questa gesta qua. Allora a un certo punto è arrivato Ali, è andato dal profeta sallallahu alaihi wasallam e gli ha raccontato quello che ha fatto Hamza. Il profeta sallallahu alaihi wasallam, nel momento in cui è arrivato da Hamza radiallahu anhu, gli voleva parlare, ma Hamza gli disse: voi tutti siete solo servi di mio padre. E i Sahaba non avevano timore di perdere il controllo davanti al profeta sallallahu alaihi wasallam per il loro grande valore. Ma questo non sminuisce Hamza, ragazzi. Dobbiamo comprendere subhanallah che Hamza è Sadullah e Hamza subhanallah è uno dei più grandi e nobili Sahaba, e come ha detto il fratello Allah il Jazib Khair, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah è compiaciuto dei grandi Sahaba. Quando subhanallah vide il profeta sallallahu alaihi wasallam il comportamento di Hamza e le sue parole, prese e se ne andò. Questa notizia venne a Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Quando Umar ibn al-Khattab sentì questa storia, chiese ad Allah che scendesse un versetto che vietava l'alcol, ed è sceso questo versetto qua. Quindi subhanallah, l'alcol non è arrivato subito, ma è arrivato in maniera graduale. E questo è una cosa che noi in verità dobbiamo comprendere e imparare, perché all'inizio, quando ti avvicini alla fede, ti avvicini con forza, vuoi prendere tutto, perché è bello, senti subhanallah il piacere della religione e quindi vuoi fare tutto, ma non è possibile, tanto che il Corano è sceso in 23 anni e la sapienza è vasta, è un mare per avvicinarsi ad Allah subhanahu wa ta'ala, ed è per questo che noi dobbiamo abituarci anche all'essere graduali nella nostra religione, nella nostra fede, perché se lo prendi tutto non riuscirai a metterlo tutto quanto dentro il tuo cuore, devi essere piano e lento. Tra i hadith, ragazzi, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha maledetto l'alcol e tutte le attività che circondano l'alcol. Riportato da Ibn Umar radiallahu anhu che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah ha maledetto l'alcol e coloro che lo bevono, lo servono, lo vendono, lo comprano, lo producono, lo spremono, lo trasportano e lo ricevono. Quindi l'alcol in tutto quello che viene toccato viene maledetta la persona. Quindi subhanallah, le domande che vengono frequentemente fatte, ad esempio se posso lavorare nei supermercati, se posso subhanallah, solo trasportarlo tanto non lo bevo, ma se è mischiato con altro cibo lo posso vendere, Ragazzi, il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto maledetto. Sapete cosa vuol dire? Ci sono 2 modi per capire quando in un hadith il peccato che il profeta sallallahu alaihi wasallam va a vietare è tra il kaba'ir. E non c'è dubbio che subhanallah l'alcol è tra il kaba'ir. Di questi 2 metodologie c'è la maledizione. Se c'è la maledizione vuol dire che è uno dei più grandi peccati. E quindi in questo caso diventa tra i kaba'ir. Ed è difficile farsi perdonare il kaba'ir.
se non grazie alla misericordia vasta di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi tutte le azioni che comportano l'utilizzo dell'alcol è vietato. Ma la cosa peggiore è che noi con l'utilizzo dell'alcol e con l'essere mudmin, l'avere l'abitudine nel bere l'alcol, ci avviciniamo all'idolatria. Come viene riportato da Abu Huraira radiallahu anhu, chi è assuefatto dall'alcol è come chi adora un idolo. Chi è assuefatto dall'alcol è come chi adora un idolo. Perché? Secondo voi perché, ragazzi? Perdi il controllo. Non sai quello che fai. Infatti l'abitudine è una delle peggiori cose nella religione. Tu a volte hai l'abitudine anche nella preghiera. Hai questa abitudine, sai che ti devi svegliare il Fajr, sai che devi andare a fare il Dhuhr, sai che devi andare a fare l'Asr, sai che devi andare a fare il Maghrib, sai che devi andare a fare l'Isha, ed è diventata talmente tanto un'abitudine che non senti più quello che in verità la Salah ti deve dare. E quindi quando non senti più questa sensazione, vuol dire che il tuo cuore deve essere purificato, pulito. Perché come fai a non sentire più? Subhanallah, ragazzi, dobbiamo capire che Uthman ibn Affan radiallahu anhu, quando diceva Allahu Akbar, in una raka'a finiva tutto il Corano. In una raka'a. Perché? Perché sentiva di essere vicino ad Allah. Il profeta sallallahu alaihi wasallam quando pregava, come viene riportato negli hadith, quando prendeva e leggeva un versetto del Jannah, chiedeva: oh Allah, avvicinami al Jannah, rendimi tra la gente del paradiso. E quando invece sentiva un versetto dell'inferno: oh Allah, allontanami dall'inferno, proteggimi da esso. Perché? Perché sentiva il valore di quello che lui stava sentendo. Sentiva il valore di quello che lui stava leggendo, sentiva il valore delle parole di Allah subhanahu wa ta'ala. E questo è importante, che l'abitudine non ci sia più, si allontani. Ma perché l'alcol è vietato? L'alcol, ragazzi, ha due effetti devastanti molto importanti per quello che è l'umanità. Ci sono gli effetti devastanti sull'individuo e ci sono gli effetti devastanti invece sull'intera comunità. Uno dei primi effetti devastanti è quello della perdita della dignità. E l'Islam, subhanahu wa ta'ala, valorizza la dignità di ogni essere umano. Un altro danno, infatti, subhanallah, come abbiamo riportato di Hamza radiallahu anhu, perde un po' la sua dignità quando senti questa cosa qua. Capisci, subhanallah, che in verità l'alcol ti fa perdere quello che in verità Allah subhanahu wa ta'ala ti ha dato. E non c'è cosa più importante per l'uomo della sua dignità. Infatti a volte, subhanallah, le khusumet che ci sono, per cosa sono? Solo per questa cosa qua, per questo fardello. Ed è importante, subhanallah, che noi cerchiamo di avvicinarci ad Allah anche con questo mezzo. Poi ci sono i danni alla salute, e subhanallah, senza entrare nel dettaglio quanti danni ci sono, fanno nel fegato, fanno nei reni, fanno subhanallah a livello mentale, a livello cerebrale, ci sono un sacco di danni a livello di salute. E in più la perdita della fede. L'abuso dell'alcol, ragazzi, può allontanare l'individuo dalla sua fede. Disse Abu Huraira radiallahu anhu che il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto: chi commette
adulterio, sapete cos'è l'adulterio? Bene. Chi commette adulterio al momento del peccato non è un credente. Infatti, come riporta Ibn Abbas radiallahu anhu, che nel momento in cui tu stai commettendo l'adulterio, la tua fede esce dal tuo corpo, rimane lì, rimane esterna dal tuo corpo, non può stare dentro, perché tu stai commettendo un peccato enorme, rimane esterna. Quando hai finito di fare il peccato, rientra. E lì inizia il nefs al-luwama, inizia un sacco di cose al tuo interno che ti fanno pentire di quel peccato lì. Stando all'esterno, però disse Ibn Abbas radiallahu anhu, disse, però state attenti, perché la fede rimane lì appesa, può non rientrare. E se non rientra la fede, ragazzi, è finita per noi. Esatto. Se non rientra la fede diventa un problema per noi. E disse il profeta sallallahu alaihi wasallam nello stesso hadith: e chi beve vino, Allah gli toglie la fede come si toglie una... Scusatemi, questo è un altro hadith. Dice: del peccato non è un credente, e chi beve vino nel momento di berlo non è un credente, e chi ruba al momento del furto non è un credente, riportato in Sahih Bukhari e Muslim. Quindi subhanallah, l'alcol, zina e il rubare, nel momento in cui tu lo stai commettendo, la fede non è più all'interno del tuo corpo, esce perché non può la fede, colei che ti porta a fare il bene, stare in un corpo in cui invece sta facendo del male. E in un altro hadith il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: chi commette adulterio e beve vino, Allah gli toglie la fede come si toglie una camicia dalla testa. Guardate che esempio, subhanallah. In che senso come si toglie la camicia dalla testa? Vi ha mai... Senti, barakallahu fik. Quando subhanallah stai togliendo a un certo punto la camicia, ti rimane appesa, soprattutto se non c'hai voglia e non riesci più a togliere i bottoni, perché sei stanco, allora cerchi di tirarla dalla testa, a un certo punto inizi a tirarla di più e di più. Quella fatica lì nel toglierla, così Allah ti strappa la tua fede dal tuo corpo. Perché? Perché stiamo commettendo uno dei peccati peggiori per l'Islam, uno dei peccati più grandi. Ed è per questo che è importante, ragazzi, che noi stiamo attenti alla nostra fede. E riporta Abu Darda radiallahu anhu che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: non bere vino. Qua sta dando un consiglio il profeta sallallahu alaihi wasallam a Abu Darda. Gli disse: non bere il vino, perché è la chiave di ogni male. Infatti, subhanallah, il bere il vino, ragazzi, ti fa commettere dei peccati che tu non riesci, subhanallah, ad accorgertene. Viene riportato, subhanallah, in Sahih al-Nasa'i, come l'ha autenticato Sheikh Albani rahimahullah, e da qua è stato preso il titolo, la storia di Uthman ibn Affan, dove Uthman ibn Affan radiallahu anhu disse: evitate il vino, poiché esso è la madre delle abominazioni, del male, è la madre del male. In verità c'era un uomo, qua sta parlando subhanallah con i compagni, e disse: in verità c'era un uomo vissuto prima di voi, un devoto che fu attirato da una donna perversa. Essa gli inviò la sua serva, la quale gli disse: ti invitiamo a testimoniare. Vieni a testimoniare al bene. Egli partì con la serva e a ogni porta che attraversarono lei la chiudeva, perché in questo modo diventa più difficile per l'uomo uscire. Infatti
Yusuf alayhi salam, nel momento in cui la donna dell'Aziz voleva fare l'adulterio con lui, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Perché nel momento in cui chiudi la porta è già un mezzo. Però Yusuf alayhi salam قال معاذ الله, si allontanò. Prima di finire la storia si racconta, non mi ricordo subhanallah chi era, questo è diventato un grandissimo sapiente, che quest'uomo qua era bellissimo, era di un bellissimo viso, e subhanallah le donne volevano sposarlo. Allora a un certo punto una di queste donne qua voleva commettere zina con lui. Allora a un certo punto lo prese e lo portò in casa e gli disse: o fai il rapporto con me o andrò nelle strade e dirò che mi hai violentato. A un certo punto subhanallah l'uomo, che tra i salihin sapeva subhanallah questo peso enorme e questo fardello che non voleva portarsi davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala, gli disse: fammi andare in bagno. Quando andò in bagno, subhanallah, nel passato c'erano, subhanallah, non c'erano i gabinetti con lo scarico che usciva e tutto quanto, ma era subhanallah nella terra. Allora quando entrò nel bagno quest'uomo prese le feci e iniziò a spalmarsele su tutto il corpo. Quando uscì, la donna lo guardò. Ed ebbe subhanallah ripudio. Non riuscì più nemmeno a pensare di fare qualcosa con lui. Per questo atto subhanallah che noi vediamo schifoso. Però lui aveva più paura del fuoco dell'inferno che del piacere della dunya. Prese e uscì di casa. Giurano i suoi alunni e la gente che stava attorno a lui che la sua pelle, che dopo quel giorno la sua pelle كانت أطيب من المسك, che la sua pelle odorava ed era meglio del misk. Perché? Perché Allah subhanahu wa ta'ala ti dà questa ricompensa. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Questo è uno dei grandi valori di Allah subhanahu wa ta'ala, che quando tu ti astieni, infatti subhanahu, tra i 7 che saranno sotto l'ombra dell'arsh di Allah subhanahu wa ta'ala, chi è che c'è? Colui che quando una donna gli si avvicina per commettere l'adulterio gli dice: temo Allah. Questo è complicato e questo subhanallah è un onore per il servo, avere questa fede. Allora a un certo punto, dopo che chiudeva porta dopo porta, gli disse la donna: per Allah, non ti ho invitato a testimoniare, ma ti ho invitato per commettere adulterio con me, o per bere un sorso da questo vino, o per uccidere questo bambino. C'era un bambino lì vicino a lei, e gli diceva: devi fare una di queste 3 cose, altrimenti andrò nelle strade e dirò che mi hai violentato. Allora a un certo punto quest'uomo subhanallah gli disse: dammi da bere. Prese il primo sorso e iniziò a bere. Gli disse: dammene ancora. Prese il secondo sorso e beve. Prese il terzo, fino a quando non bevette il vino, non commette zina con questa donna e non uccise il bambino. Per questo evitate il vino, poiché per Allah la fede e l'abitudine al vino non possono coesistere, a meno che uno dei due non espelli l'altro. Come abbiamo detto prima con il hadith che Ibn Abbas fassara con questo
con questa cosa qua, che a un certo punto la fede non può stare dentro, se ne va, si espelle. E ci sono, subhanallah, anche conseguenze sociali. Quante famiglie, subhanallah, si sono sfasciate per colpa dell'alcol? Quante? Quanta violenza e criminalità per colpa dell'alcol? E danni economici, sempre per colpa dell'alcol. Dobbiamo capire anche, ragazzi, che Allah subhanahu wa ta'ala, perché devo fare un'introduzione perché entro in un argomento un po' delicato. Allah subhanahu wa ta'ala, ragazzi, nel momento in cui dà delle punizioni, le dà per una ragione e per una hikmah. A volte noi non possiamo comprenderle e a volte possiamo comprenderle. Ad esempio, subhanallah, l'adulterio, la sua punizione, cos'è? Le frustate, oppure rajm, la lapidazione. E questa è una hikmah enorme, subhanallah, perché fa vedere, subhanallah, l'importanza di questo. Però, nell'Islam, qual è la punizione dell'alcol? Per chi beve l'alcol? Quella è la punizione divinatoria, però la punizione in questa vita. Jild, esatto. Però il jild, cioè le frustate, non erano nel periodo del profeta sallallahu alaihi wasallam. All'inizio, quando venivano i sahaba e portavano l'uomo scran, l'uomo ubriaco, il profeta sallallahu alaihi wasallam gli diceva: picchiatelo. C'è chi arrivava, lo picchiava con le sue mani, perché poi Allah Ibarik, i sahaba avevano il balaz, non avevano le mani, Allah Ibarik. C'erano invece chi era un pochino più magro, prendeva le sue ciabatte e gliele buttava addosso. C'erano, in tutti i modi veniva picchiato questo uomo qua. Però a un certo punto, quando morì il profeta sallallahu alaihi wasallam e morì Abu Bakr radiallahu anhu, a Umar radiallahu anhu gli venne, subhanallah, il pensiero che potrebbe esserci tra colui che è sukran, tra colui che è ubriaco, un nemico, tra colui che picchia subhanallah, l'uomo, il nemico di quell'uomo lì. E allora potrebbe prendere qualcosa, perché il profeta sallallahu alaihi wasallam non ha dato un limite a come dovrebbe essere picchiato il sukran. Quindi potrebbe arrivare qualcuno, prendere una spada e buttarglielo addosso a quello che è ubriaco. Allora Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu bihikmatihi disse: frustiamo colui che beve 40 volte. Però l'Islam stava iniziando a crescere nella penisola arabica, arrivare subhanallah allo Yemen, al Bahrain, e nello stesso periodo c'era gente che veniva frustato e diceva: hada ahwanu alay, bevo per dimenticare le frustate. Quindi Umar ibn al-Khattab arrivò a 60 gildez, però lo stesso non venivano subhanallah, non si astenevano dall'alcol. E allora a un certo punto è arrivato Umar ibn al-Khattab e ha fatto arrivare a 80 frustate e disse: questo è il minimo. Quindi il minimo delle frustate per colui che beve l'alcol è Gildat. E c'è un ikhtilaf grande per quanto riguarda i sapienti, dove ci sono sapienti che dicono che deve entrare che deve andare in galera, c'è chi invece dice che deve fare 3 giorni in galera più essere frustato. Però per farvi capire, sapete chi non prende, chi prende queste punizioni? Ezzani, Tarikus Salah. Tarikus Salah, colui che non prega. Cos'è che devono fare? Cosa dicono i sapienti? Che devono metterlo in galera e devono arrivare i sapienti e parlare con lui. Cioè, guardate che valore che sta dando
Omar ibn Khattab e i sapienti al peso dell'alcol con tutto il resto. Invece le punizioni divine, come viene riportato da Abdullah ibn Umar, che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: chi beve vino e si ubriaca, la sua preghiera non sarà accettata per 40 mattine. Se si pente, Allah lo perdona. Poi subhanahu Adem ritorna a commettere per una seconda volta questo peccato del bere il vino. Allah subhanahu wa ta'ala non accetta per 40 giorni, quindi per 40 mattine, la sua preghiera. Poi si pente, Allah lo perdona. Lo fa una terza volta, Allah subhanahu wa ta'ala non accetta le sue preghiere per 40 giorni. Poi si pente, ritorna per la quarta volta. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam che non accetterà Allah subhanahu wa ta'ala la sua preghiera per 40 giorni, e se si pente non lo perdona Allah. Questa è la pericolosità del mudmin, di colui che subhanahu wa ta'ala vuole continuare a commettere lo stesso peccato. E noi vediamo quanti hadith abbiamo sentito sulla misericordia, la vasta misericordia di Allah. E il hadith più grande sulla vastità della misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala è proprio il continuo perdono di Allah. Non c'è mica il hadith dove Allah subhanahu wa ta'ala perdona il peccato la prima volta, perdona il peccato la seconda volta, perdona il peccato la terza volta, fino a quando a un certo punto gli dice: fai quello che vuoi, ti ho perdonato tutti i tuoi peccati. Però per l'alcol, alla quarta volta, Allah subhanahu wa ta'ala non accetta il tuo perdono. Dobbiamo capire che se Allah non accetta il tuo perdono, non entri dentro la sua misericordia. E se non entri dentro la sua misericordia, non entri in paradiso. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto: nessuno di voi entrerà in paradiso se non con la misericordia di Allah. Dissero i sahaba sorpresi: neanche tu, o profeta? Disse: neanche io, se non se mi avvolge la misericordia di Allah. È l'unico mezzo per entrare in paradiso, la sua misericordia. Perché? Perché in verità noi non... Quali sono le nostre azioni? Preghiamo tutti i giorni? Preghiamo tutte le notti? Facciamo som di giorno e di notte? Ma qualsiasi cosa tu hai fatto non vale il peso del dono che ti ha dato per l'occhio che tu vedi. Tutto quello che tu fai, 70 anni di adorazione è stato messo in una bilancia, e il dono di chiudere e aprire l'occhio dall'altra parte. Quei 70 anni lì sono spariti. A un certo punto il servo, quando ha visto i suoi 70 anni di adorazione volare, disse: oh Allah, entrerò solo con la tua misericordia in paradiso. Quindi se Allah non ci perdona, come faremo? È dura, è tosta. Ma non solo Allah non ti perdona. Disse che sarà un diritto per Allah dargli da bere dalla feccia del fuoco nel giorno del giudizio. I sahaba subhanahu wa ta'ala dissero: e cos'è la feccia del fuoco? In una riwaya disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: è il succo degli abitanti del fuoco. In un'altra riwaya invece disse che è il sudore degli uomini che perdono, viene raccolto e viene dato a colui che beve l'alcol. C'è un altro hadith molto più pesante, che non so se ve lo racconto, perché mi vergogno anch'io di raccontarlo. Però non c'è vergogna nella religione, dove il profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e questo è stato riportato da Ibn al-Qayyim rahimahullah nel momento in cui
nel momento in cui parlava dell'uqubat, delle punizioni divine nel giorno del giudizio e nell'inferno, dove colui che è abituato a bere l'alcol, Allah subhanahu wa ta'ala gli farà bere il liquido che esce da un rapporto sessuale nel haram, del mumisat. Questo liquido che esce dalle parti intime verrà dato da bere nell'inferno per colui che mudmin, che continua a bere l'alcol. Però ragazzi, in che senso non viene accettata la preghiera del servo? Quindi se non viene accettata la preghiera del servo, non deve farla? No, deve farla. Perché? كتبقى معلقة. أحسنت بارك الله فيك. كتبقى معلقة. وخير الدليل ragazzi, كتبقى معلقة nel senso che deve essere praticata. Esatto. Esatto. Ma la prova più grande, ragazzi, è quando Allah subhanahu wa ta'ala arriva nel giorno del giudizio e la gente del paradiso chiederà alla gente dell'inferno: Ma salakakum fi sakar? Cosa vi ha portato all'inferno? Questi sono kuffar, sono gente che non crede, non ha mai creduto. Cos'è che diranno la prima cosa? Qalu lam nakum min al-musallin. Non erano tra coloro che pregavano. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu non preghi e non sei fedele, non sei muslim, comunque nel giorno del giudizio Allah sarà la prima cosa che ti chiederà. Che tu sia muslim o che tu sia kafir, Allah subhanahu wa ta'ala ti chiederà della preghiera. Infatti è la prima domanda che verrà fatta al servo. Dice Abu Abdillah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, scusatemi, quando Allah subhanahu wa ta'ala dice la sua preghiera non è accettata, significa che non riceverà la ricompensa per la sua preghiera per 40 giorni, quindi la preghiera non verrà ricompensata come punizione per aver bevuto. Proprio come si dice a colui che parla durante la preghiera del venerdì, mentre l'imam sta predicando, che la sua preghiera del venerdì non è accettata, intendendo che non riceverà la ricompensa del venerdì come punizione per il suo peccato. L'avete mai sentito il hadith che chi parla nella preghiera faqad lagha? Quindi che chi ha fatto la preghiera della Jumu'ah e parla durante la preghiera della Jumu'ah, faqad lagha, la sua preghiera non viene accettata, ma deve farla e deve seguire il sermone e deve pregare come prega l'imam, esattamente, perché se non venisse accettata, in realtà se il profeta sallallahu alaihi wasallam diceva non viene accettata, lui si dovrebbe alzare una volta che ha parlato e fare arba'di al-raka'at al posto di 2. Però invece fa tutta la preghiera e poi fa le 2 preghiere con l'imam. E quindi è la stessa cosa. E disse l'imam al-Nawawi rahimahullah, per quanto riguarda il fatto che la sua preghiera non sia accettata, ciò significa che non riceverà alcuna ricompensa per essa, anche se è sufficiente per far cadere l'obbligo su di lui e non ha bisogno di ripeterla. E al-Mubarak Furi, perché Al-Mubarak Furi qua si dice che la preghiera sia stata menzionata specialmente perché è la migliore delle azioni fisiche. Se non è accettata la preghiera, allora tutte le azioni dopo non vengono accettate. Come ad esempio, coloro che dicono: ma se io sono mudmin, sapete che adesso c'è la regola che gira da noi in Marocco,
che 40 giorni prima che arrivi Ramadan diventano tutti musallin, mu'minin, alhamdulillah. No, questo è un bene, spero che ci sia qualche hadith che dice 365 giorni. Esatto. Cos'è che succede? Dicono che questi 40 giorni non verrà accettato il digiuno. Perché? Perché ha bevuto 40 giorni prima e quindi ogni azione che lui fa non deve essere fatta e quindi non deve digiunare. No, deve digiunare. E il suo digiuno viene accettato? Non viene accettato. Deve digiunare, il fard rimane, ma la ricompensa non ci sarà. Perché? La ricompensa non ci sarà, ma c'è il peccato. Non c'è il peccato se non lo fa. No, c'è il peccato se non lo fa, certo. Però se lo fa e non c'è la ricompensa, c'è comunque il peccato. No. Ecco. E un altro delle punizioni divine è l'ingresso all'inferno e l'allontanamento dal paradiso. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come viene riportato da Abu Darda, chi è dipendente dell'alcol non entrerà in paradiso. Chi è dipendente dall'alcol non entrerà in paradiso. E qual è l'obiettivo di noi musulmani? Qual è l'obiettivo di ogni credente? Entrare in paradiso. Questo è il nostro obiettivo. E se il nostro obiettivo viene distrutto semplicemente da una bevanda, quando Allah subhanahu wa ta'ala ci ha riempito di bevande e di innumerevoli doni, ci ha riempito subhanahu wa ta'ala di ogni sua misericordia in questa terra, ma nonostante ciò ma perché non posso bere? Perché solo quello tu hai da bere, non hai altro da bere. C'è la Hawaii più buona. وكاين بومز وكاين ما شاء الله كوكا كولا وكنقولوا كوكا كولا والله اعلم واش نقولوا ولا لا. Esempi storici, perché abbiamo detto che dobbiamo andare a vedere anche la storia dei grandi compagni prima del divieto, perché noi sappiamo che nella penisola araba era una cosa frequente l'alcol e abbiamo detto subhanallah che l'alcol erano più abituati a bere l'alcol che a bere l'acqua. Gli arabi avevano più l'abitudine di bere l'alcol che l'acqua. Però subhanallah c'erano uomini salihin che non bevevano l'acqua e c'erano uomini nobili che non bevevano l'alcol, proprio perché sapevano subhanallah il perdere la dignità per loro era una cosa importante e per gli arabi non c'era cosa più importante della loro dignità. L'Aus e il Khazraj si combatterono per 40 anni per colpa della dignità, solo per questo. Uno ha insultato loro, gli arabi, ragazzi, dobbiamo capire che loro bastava la scintilla, bastava che tu insultavi il loro padre o la loro dinastia ed era guerra. C'era bisogno che ci cascasse il morto e se ci cascava il morto c'era la guerra dall'altra parte perché volevano il fidya e se non veniva data il fidya per arroganza, guerre di 40, 50, 100 anni solo perché? Per questa cosa qua. Per l'orgoglio, per la dignità. Disse Aisha radiallahu anha, scusatemi, e ala abiha, che Abu Bakr si proibì di bere l'alcol e non lo beve né nell'epoca della Jahiliya né nell'epoca dell'Islam. Ciò accadde perché una volta passò accanto a un uomo ubriaco. Stava passando attorno a un uomo ubriaco e questo uomo ubriaco metteva la sua mano negli escrementi di un animale
E a un certo punto la prendeva, la portava in bocca e l'annusava. E quando l'annusava diceva, si allontanava la mano. Però nonostante ciò era talmente tanto sucrane ubriaco che continuava a mettere la sua mano e la avvicinava alla bocca, al naso e alla bocca. Così Abu Bakr, radiallahu anhu, disse, certamente colui non sa cosa sta facendo. E così si proibì il bere l'alcol. Un altro esempio della pre-Islam è al-Shabihi, che Allah subhanahu wa ta'ala, abbia misericordia di lui, disse: tra coloro che abbandonarono il vino nell'epoca pre-islamica c'era Abdullah ibn Jud'an, un uomo generoso e uno dei nobili di Quraysh, un nobile generoso e nobile del popolo di Quraysh. Ciò accadde perché una volta, subhanallah, era con un suo amico. Questo amico si chiama Amr ibn Abi Salt al-Tuqafi. Questo uomo qua, subhanallah, ibn Jud'an, nel momento in cui stavano bevendo, prese qualcosa nelle sue mani e cavò l'occhio del suo amico, fino a quando l'occhio del suo amico, subhanallah, non divenne verde, tutto verde. Allora, subhanallah, quando Ibn Jud'an si rimise un attimo in sesto, disse: cosa ti è successo? Il suo amico Amr gli disse: ma sei stato tu a farmi questa cosa, non te ne sei accorto? Lui disse: da oggi il vino mi è proibito e non lo assaggerò mai più da oggi in poi. E diede 10.000 dirham al suo amico. Qais ibn Asim una volta si ubriacò e cominciò ad afferrare la luna. Questo Qais continuò a cercare di prendere la luna. Quando si buttava per prendere la luna, a un certo punto cadeva e poi si rialzava e cercava ancora di prendere la luna e diceva: giuro che non smetterò fin quando non prenderò la luna. Allora a un certo punto cadde ancora un'altra volta e dormì lì nel suo posto. Quando si svegliò, si guardò in giro, vide che era per strada e disse: cosa è successo? Per quale motivo sono qua? Allora a un certo punto parlò con la gente attorno a lui e gli dissero quello che succede, che fece la sera prima. Allora disse: lo giuro che da oggi non berrò più l'alcol. E una delle storie più nobili, e delle citazioni più importanti che furono per il vietarsi dall'alcol è quella di Abbas ibn Mardas, dove gli fu chiesto per quale motivo mollò l'alcol, non beveva più l'alcol e non si ubriacava più con la gente. E gli dicevano pure per avvicinarlo, gli dicevano che in verità questo lo rende anche socievole. Lui disse, subhanallah, e questa frase, ragazzi, è da stampigliare in oro: odio diventare il signore del mio popolo di giorno e il loro folle di notte, perché di notte ti fa perdere, subhanallah. Come dicono qua, di notte leoni, di giorno non ci sei più. E con questo, ragazzi, concludo dicendo che in verità l'alcol è stato vietato da Allah subhanahu wa ta'ala proprio per la sua misericordia vasta, perché sa, subhanahu che non c'è, perché lui è stato colui che ha creato il suo servo, l'ha creato interiormente ed esteriormente. E se Allah subhanahu wa ta'ala ci vieta un qualcosa è perché sa che quella cosa lì in realtà
fa male al servo. E se invece ci dice di fare una cosa, è proprio perché sa che fa bene al servo. Che tu comprenda o non comprenda la faccenda, non è quello il vero dovere del musulmano. Infatti, se non mi sbaglio, Ibn al-Qayyim rahimahullah diceva che se tu studi una determinata sunnah, una determinata azione che fece il profeta, che faceva il profeta sallallahu alaihi wasallam, non domandarti il perché la faceva. Vi do un esempio, così comprendete. Il profeta sallallahu alaihi wasallam mangiava il coniglio maschio e non mangiava il coniglio femmina. Il perché? Non perché era maschilista, assolutamente, sallallahu alaihi wasallam. Il profeta sallallahu alaihi wasallam mangiava il coniglio maschio e non mangiava il coniglio femmina, e subhanallah i sapienti si domandarono il perché. Con delle analisi scientifiche hanno visto che mangiare la coniglia femmina, si diceva coniglia femmina, mangiare il coniglio femmina, chiedo al mio ingegnere per quello, lo guardo subito, mangiare il coniglio femmina aumenta nell'uomo il testosterone e quindi subhanallah fa aumentare la shahwa, e quindi se aumenta la shahwa devi poi tfarga, devi farla uscire questo testosterone qua. Per questo evitava di mangiare la carne del coniglio femmina. Può darsi che noi non comprendiamo la saggezza e non rese haram questo. Era una sua scelta, non voleva farlo. Però anche se è una sunnah, sarebbe buono applicarla. Anche se è una sunnah, sarebbe buono applicarla. Quindi noi a volte comprendiamo il male. E se lo comprendiamo, aumenta la nostra fede. Questo è il bello dell'Islam. Perché la scienza e l'Islam non vanno in contrasto, ma vanno a pari passo. Il Corano va più avanti della scienza. Il Corano insegna cose che la scienza ancora non sa arrivare a una risposta. E questo vuol dire che non dobbiamo prenderlo? Se noi comprendiamo il 60-70% di quello che studiamo, comprendiamo i significati interiori ed esteriori, Mesian. L'altro 30-40% che manca non vuol dire che lo dobbiamo abbandonare fin quando non lo comprenderemo. No, lo dobbiamo applicare. Ed è quel 40% in realtà che dà beneficio, che fa vedere la tua fede, ti mette alla prova. Sarai un vero fedele? Amerai i suoi divieti? Infatti il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nessuno di voi sarà un vero credente fino a quando non amerà ciò che ama Allah e non detesterà ciò che detesta Allah. Questo è difficile. Questa martaba qua è davvero difficile arrivarla. Ancora, subhanallah, il nostro cuore non ama ciò che ama Allah e non detesta ciò che detesta Allah. Ed è importante, subhanallah, che grazie a queste sedute qua riempiamo questa fede, giorno dopo giorno, seduta dopo seduta. Impariamo, scopriamo, cerchiamo, subhanallah, di analizzare i casi, il perché Allah ha vietato, il perché Allah ha dato, il perché il profeta ha fatto, il perché il profeta ha vietato, il silenzio del profeta, cosa vogliono dire. Tutto questo, ragazzi, fa comprendere, subhanallah, la vasta conoscenza dell'Islam e l'importanza di conoscerla. E chiudo, subhanallah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Vuoi essere un vero timorato? Vuoi, subhanallah, amare Allah e avere il suo timore? Allora impara la tua religione. Non c'è cosa più bella, subhanallah, dell'imparare la nostra religione. Non c'è dono più grande nell'imparare la nostra religione. Barakallahu fikum, fratelli miei, scusate se abbiamo fatto tardi nella lezione, però
come dico sempre, è da giovani guide fare tardi nelle cose. E è proprio questo il Adam, giusto, volevo chiudere però questa qua ve la dico, del ritardo. Il ritardo mette alla prova. In che senso mette alla prova? Quando Adam, uno dei profeti di Banu Israele, doveva andare a combattere contro un gruppo, non mi ricordo il nome dell'Al-Musta'an, a un certo punto Talut, وَجَعَلْنَا طَالُوتَ مَلِكًا. Talut doveva andare a combattere contro un popolo che Subhanallah devastava tutto quello che lui andava a toccare. E Banu Israele, Subhanallah, andarono da uno dei suoi profeti e gli dissero: donaci un re per poter andare a combattere questo gruppo di mujrimin. Allora Allah subhanahu wa ta'ala, per la mano di questo profeta, prese Talut e lo fece diventare il sovrano di questo esercito qua. Partirono in 282.000 persone, dicono i sapienti. Cioè ragazzi, 282.000 guerrieri, c'è un numero vasto, enorme. Allora Subhanallah, a un certo punto, nella strada per andare a combattere contro questo esercito di mujrimin, arrivò in un punto dove Allah subhanahu wa ta'ala, dove Talut disse: Allah vi metterà alla prova con questo fiume d'acqua. Con questo fiume d'acqua. Chi beve da quest'acqua non farà parte di me. Sapete cos'è il ghirbel? Sì. Perfetto. Le donne lo conoscono meglio degli uomini. Sapete cos'è il ghirbel? Quello che ghirbel? È il setaccio. Ahsanti barakallahu fik. È il setaccio. Dove fa scendere il buono e lascia su il cattivo. E il sabr è un ghirbel. È quello che ti mette subhanallah alla prova, è quello che prova la tua fede. Quando partirono, arrivarono davanti a questo fiume e gli disse: Allah vi ha messo alla prova con quest'acqua. Chi beve da quest'acqua non farà parte di me. Chi si astiene sarà con me. Tranne, quindi di tutta questa gente, tranne coloro che arriveranno solo a bere giusto una quantità della sua mano. Quindi prenderla con la mano e berla. Questi possono stare con Talut. Arrivò, chi beve, chi no. Dissero i sapienti che se ne andarono da questi 280.000 un numero esagerato. Un numero, subhanallah, esagerato. Allora a un certo punto arrivò davanti al sovrano. Davanti, all'esercito che dovevano andare a combattere. Allah li mise ancora alla prova. Quando li mise per la seconda volta alla prova, dicono i sapienti, tramite alcuni hadith che hanno preso dal profeta sallallahu alaihi wasallam, che rimase la quantità di Badr. Sapete quanti erano i combattenti che combattero nella guerra di Badr? 314. Da 282.000 soldati a 314. Questo è la prova. As-sabr, il ghirbel, per vedere se effettivamente sei un fedele. Per questo facciamo a volte tardi, ragazzi. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا per la pazienza.